Benvenuti, oggi è sabato 12 agosto 2023. Il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 19:58. La luna sorge alle 20:42 e cala alle 6:15. Oggi si celebra Santa Giovanna Francesca de Chantal. Il nome Giovanna ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il suo numero fortunato è il 5, il colore è il giallo, la pietra è il topazio, mentre il metallo è l'oro. Arrostiti, ammuddicati nella caponata, insomma i peperoni sono un classico della cucina siciliana. Sapete che i peperoni crudi contengono più vitamina C delle arance? Sono anche ricchi di ferro, potassio, magnesio, calcio, beta-carotene, acqua e fibre. Consigliati nelle diete ipocaloriche, sono da evitare solo per chi ha problemi gastrici. Sono 76 le candeline per il cantautore Amedeo Minghi. Dopo gli inizi da solista col gruppo Pandemonium incide il brano Immenso, proposto in 15 versioni, che schizza in vetta alle classifiche internazionali. È anche compositore per altri cantanti come Marcella Bella, Anna Oxa e una sconosciuta interprete pugliese che lancia sulla scena, Mietta. È con lei che canta la celebre Vattene amore, nota anche come Trottolino amoroso, conquistando nel 1990 pubblico e critica di Sanremo che gli assegnano il terzo posto. Festeggia a 37 anni la cantante Alessandra Moroso. La vittoria nel 2009 del talent show Amici di Maria De Filippi la lancia come solista, trascinata dallo strepitoso successo di vendite del primo singolo, Immobile, che le fa avere il disco di platino. Numeri che crescono vertiginosamente negli anni con numerosi premi e fama internazionale. Una curiosità, la Amoroso è nel Guinness dei primati. Durante il programma E poi c'è Catalan ha infatti stabilito un nuovo record per il maggior numero di duetti nell'arco di 2 minuti, cantando con 19 persone. Infine oggi compie 69 anni Pat Metheny, maestro della chitarra a livello mondiale. Irrompe sulla scena verso la metà degli anni 70 con Pat Metheny Group, che porta la musica jazz a conoscenza di una platea più vasta. Influenzato dalla musica brasiliana e dalle colonne sonore di Ennio Morricone, collabora con artisti affermati, tra cui Pino Daniele. Del suo immenso talento dicono molto i 20 Grammy Awards conquistati in circa 40 anni di carriera. La giovane Judy Garland fu sottoposta a una grande pressione dai produttori per corrispondere all'immagine di perfezione di Hollywood. Le venne addirittura imposto di assumere pillole per controllare il suo peso. Nonostante tutto, Judy riuscì a creare una performance iconica. Il 12 agosto del 1939 il film Il Mago di Oz, diretto da Victor Fleming, uscì nelle sale. Basato sul romanzo Il meraviglioso Mago di Oz di Frank Baum, il film vinse 2 premi Oscar per la colonna sonora e la miglior canzone, l'indimenticabile Over the Rainbow. Judy fu scelta per interpretare la protagonista Dorothy, dopo che inizialmente si era pensato a Shirley Temple. Gli scenari e i costumi del film divennero oggetti di culto, in particolare per le famose scarpette rosse di Dorothy, che furono vendute all'asta per una cifra di $165.000. In molte delle nostre trasmissioni affrontiamo un tema che ci sta molto a cuore, la raccolta differenziata. In Italia e specialmente in Sicilia ci sono ancora molte difficoltà a farla correttamente. Pensate che invece nella metropolitana di Pechino ci sono delle macchinette che consentono ai viaggiatori di utilizzare le bottiglie di plastica come forma di pagamento per incoraggiare il riciclaggio. Appassionati dell'oroscopo all'ascolto, ecco il vostro Marco Amato. Buon sabato ai 12, oggi una dolcissima luna in Cancro riporta un po' di romanticità e passione estiva ai 12, vediamo come. Ariete, la luna oggi è in quadratura, ma non per questo vi distoglierà dalla voglia di amare e passionale che per adesso nutrite. Coltivate bene dei rapporti appena nati e soprattutto non fatevi spaventare dalle diversità che incontrerete cammin facendo. Toro, giornata interessantissima oggi visto che la luna è in sestile e stimola Giove e Urano ad agire in maniera concreta e quindi finalmente passione sia.
e vai. Gemelli, giornata interessante perché oggi la luna è nella vostra seconda casa, per cui l'attenzione si pone su tutto quello che è materiale, oggettivo e organizzativo, ma squisitamente a livello familiare. Quindi parlate con i membri della vostra famiglia di tutta una serie di progetti, idee e proposte che volete loro sottoporre. Cancro, oggi la luna entra nei vostri gradi, potentissima, la luna più potente dello zodiaco. Oggi è una giornata bella, fortunata, emozionale in cui vi ammanterete d'affetto, di amore e di una passione sconsiderata che non state per niente rinunciando a vivere. Leone, a proposito di passioni, la luna oggi vi sconvolge i piani e vi fa pensare anche alle conseguenze dell'amore o di una passione appena nata. Non confondetevi, ciò che sta succedendo è anche lo specchio e la misura della vostra realtà. Pensateci bene, non succede mai nulla a caso. Vergine, giornata molto piacevole visto che oggi vi verranno in soccorso gli amici e finalmente lo stress imperante degli ultimi giorni viene compensato con delle novità e anche delle distrazioni. Oggi realizzerete un desiderio o comunque un'intesa passionale potrebbe allietarvi il weekend. Bilancia, la luna oggi entra in quadratura, quindi torna quel sottile nervosismo o semplicemente la voglia di tornare a casa o di non fare troppo, un po' stanchi e da troppe sollecitazioni scossi, quindi cercherete di avere cura di voi stessi e di chiudervi in un porto sicuro, qual è la vostra famiglia. Scorpione, giornata di ispirazione splendida che porta anche una sorpresa in amore e passionale. Luna finalmente in trigono, amica che vi permette di nuovo di tirare sul morale, di rivedere bene le prospettive e soprattutto di innamorarvi o quantomeno di vivere una passione. Sagittario, la luna oggi finisce di farvi dispetti, quindi adesso sarete un pochino meno in balia delle vostre emozioni o delle vostre reazioni. Tendenzialmente però qualcosa del passato vi turba e qualche suggestione antica sarà di nuovo ripescata dal vostro serbatoio emotivo. Capricorno, oggi la luna entra in opposizione, quindi dovrete fare i conti con le prospettive vostre e quelle degli altri che tendenzialmente potrebbero non coincidere. Qualcuno vi potrebbe fare pesare il fatto che avete fatto delle scelte che hanno escluso terzi e probabilmente tenterà di farvi sentire in colpa. Acquario, giornata molto interessante visto che la luna è in cancro e la frequenza che vi lega è il sogno o il sonno. Bisogno di riposo sicuramente, voi non dormite mai, siete il segno delle stelle e dei notturni di razza, eppure la voglia di stare accanto agli affetti e di non essere troppo esuberanti oggi regnerà sovrana. Pesci, luna di trigono che vi ispira moltissimo e finalmente risale l'umore e la consapevolezza di voi stessi. Oggi troverete il vostro baricentro emotivo e sarete anche così saggi da elargire le vostre conoscenze o le vostre intuizioni anche a chi amate e vi sta intorno. Sei un videomaker e hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Antenne Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di documentari e video. Invia i tuoi cortometraggi o video alla mail dedicata che troverai in sovraimpressione. Mi raccomando, non lasciarti scappare questa opportunità. Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucire a doppia impuntura. È il 12 agosto del 1851, messa a punto in 11 giorni e con $40 di spesa, l'invenzione presenta un'importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine da cucire. Un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica. Siete mai capitati in quelle giornate in cui le sfortune sembrano non finire mai e si accumulano una dopo l'altra? Un bicchiere cade e si rompe, il vestito nuovo si macchia e poi al supermercato ci si dimentica l'unica cosa che si doveva prendere. Bene, in inglese c'è un modo di dire perfetto per descrivere questa situazione. When it rains, it pours, che significa letteralmente quando piove, diluvia. Insomma, lo potete usare quando vi sentite travolti da una serie di sfortunati eventi. Mi raccomando, cercateci anche su YouTube. Il nostro canale Sicilia Play è disponibile per vedere tutte le nostre produzioni. Oggi parliamo di Santa Chiara.
A soli 12 anni fuggì da casa per unirsi a Francesco, si tagliò i capelli e indossò l'abito francescano. Fondò l'Ordine Femminile delle Clarisse, conosciute anche come le Povere Recluse. Nella seconda metà della sua vita Chiara fu costretta a letto a causa di una malattia. Quando Assisi fu minacciata dall'esercito di Federico II di Svevia, nonostante la sua malattia fu portata davanti alle mura della città e miracolosamente l'esercito fuggì. Questo evento viene celebrato ogni anno con la festa del voto delle Clarisse, il 22 giugno. Chiara morì a San Damiano, ad Assisi. 2 anni dopo la sua morte, Papa Alessandro IV la proclamò santa. Quasi 800 anni dopo è stata dichiarata patrona della televisione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Un film è la vita a cui sono state tagliate le parti noiose. Vi aspetto anche domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.